Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon mercoledì a tutti voi, 24esima settimana, ci tengo a ricordarlo perché 24 è un numero che mi sta particolarmente simpatico, comunque 24esima settimana che trascorriamo assieme e come ogni mercoledì questa 24esima settimana abbiamo pensato a una rubrica davvero chic, la rubrica giusta per chi vuole essere alla moda e quindi con la nostra amica Valentina che è l'ideatrice di Style andiamo a scoprire in questa puntata qual è l'abito da sposa più glamour della stagione e sempre per la nostra rubrica dedicata ai matrimoni Wedding Style Valentina ci spiega come realizzare bomboniere e partecipazioni a tema caffè e allora forza andiamo! Grazie Deborah per la linea, un saluto a tutti i telespettatori, buon mercoledì. Anche questa settimana tanti trucchi, tanti consigli, ma soprattutto ancora una volta la nostra Dalia che è tornata qui a farmi compagnia a Diffusion Style. Ciao, prima che inizi, hai cambiato di nuovo il colore dei capelli? Sì, sono tornata di nuovo con i capelli rossi. Infatti io ti ho conosciuto la prima volta così, sì, rossiccia, esattamente. Poi sei passata al biondo e adesso siamo ritornati. Come ti piace? Che ho notato che in televisione mi piace di più con i capelli rossi. E quindi, quindi magari domani ritorni. Vedremo adesso. Ritorni bionda, sì. Poi dopo. Allora, dimmi un po', è un po' che non ci vediamo. Sì, un bel po'. Dimmi un po', che cosa hai fatto in queste settimane, in queste lunghe settimane? Ormai mesi sono passati, ci siamo visti prima di Natale, penso. Infatti adesso non tengo il conto, però mi sembra che ci siamo viste un parecchio tempo fa. Niente, adesso stiamo preparando, anzi abbiamo già preparato le cose per l'estate e quindi tra poco ci facciamo siamo, il nostro mercatino delle cose cucite da noi e disegnate da noi. Aspetta, quel mercatino che dicevi l'altra volta? Sì, esattamente, che a novembre avevamo fatto quello invernale e adesso sarà che c'era quella estivo. ragazza Gaia, mi sembra che aveva quella maglia tutta sbrilluccicosa. Sì. Quindi c'è tra poco? Sì, tra allora tra questa qualche volta voglio venire perché ovviamente l'altra volta passa, vabbè non lo sapevo, non ho comprato nulla, però questa volta insomma non ci saranno forse tante cose ricamate perché quest'estate andiamo un po' leggeri, però abbiamo fatto delle belle cose comunque. Con una perlina, qualcosa? Qualche perlina sì, ma non eccessivamente ricamate perché comunque l'estate ci vuole un po' di freschezza. Quello dov'è che lo facevate che non mi ricordo? Ma cambiamo, sì, a Bologna, comunque cambiamo ogni volta location, sì. Beh, stavolta sei a Bologna, sì, vengo perché altrimenti se non è troppo lontano. No, sempre a Bologna. Perfetto, allora vengo. Io sono curiosissima di sapere chi è l'ospite di questa settimana, quindi non so se tu lo sai, dalla faccia mi sembri non molto stupita, quindi magari la facciamo entrare così capiamo. Vieni, accomodati. Ciao. Allora, dimmi un po', cos'è questa faccia, vi conoscete? Sì, noi ci conosciamo penso dalla nascita praticamente. Addirittura? Sì, siamo amiche. Come ti chiami? Sono Cristina, sì? abito a Modena, 3 anni in Italia. Sì? E di dove sei originaria? Lituana, sono lituana. Anche tu, non lo so, non te l'ho mai chiesto. Sì, sono lituana. Quindi eravate amiche da piccole? Sì, dalle mamme praticamente. Sì. Addirittura. Sì, veramente. Tu quanti anni hai? 31. 31 e quindi insomma anche tu. io. Cioè, questo lo sapevo da tanto tempo che sì. ci conosciamo, beh, ma non sembra, siete comunque, siamo giovanissime. E quindi tu che cosa fai, cosa fai a Modena? Niente, part-time lavoro come art model. Sì, adesso ho iniziato a fare un corso come segretaria di studio medico e assistente di poltrona. Quindi tu cos'è che sei? Hair model? Hair model, sì, hair cioè, model. Dei capelli. Sì, part-time. Fammi vedere. I capelli Sì, questi capelli sono Sì. lunghissimi e quindi cosa ti fanno? Tipo le acconciature? Sì, fa tutto. Ma tagliano, tipo... cambia colore. Vabbè, ecco tutto. perché vi trovate bene, insomma, Sì, insieme. perché sì. Ma anche tu la fai ogni tanto? Sì, ogni Sì, tanto grazie a lei sono entrata in questo giro. Quindi tipo nelle fiere, con le ragazze che magari Sì, vediamo sì, che le sì, acconciano. Sì. No, io non lo farei mai perché soprattutto per il colore sono molto legata al colore dei miei capelli, sì. quindi non mi piace cambiare. Quindi ti fanno anche i No, tagli? ogni tanto, diciamo, non sempre perché... Altrimenti dopo dai si rovinano sì, troppo. Sì, infatti. E l'occasione invece per la quale sei qui qual è?
No, io ho chiesto a mia amica fare vestito per il matrimonio. Il matrimonio? Abito da sposa. Sì, abito di sposa. Che bello! E quando ci sarà questo matrimonio? C'è una data? No, ancora data precisa no, però pensiamo. Per il futuro. Diciamo sì, per il futuro. Insomma, meglio mettersi avanti, essere infatti, preparati perché c'è tante cose da fare. Che arrivare impreparati. Sì. Quindi vuoi giusto vedere come Dalia, come la tua amica farebbe il tuo vestito da sposa, come lo penserebbe? Niente, vorrei abbastanza semplice. Sì? Sì, no, ma bianco, infatti... non lo so. Beh, cioè, sì. sì. Un po' anche potrebbe essere un po' strano. Poi lascio tutto fare a lei. Vabbè, poi lei ti conosce, sa sicuramente stravolgere i canoni. Sì, infatti bianco ovviamente non ce lo credo proporrai. Nero, vabbè, no, però ci sono adesso delle proposte moda? diverse, sì. Nero? No, nero no, però potrebbe essere magari un ricamo nero, ci sta. Sì. Ma dai, un pochino sì, dark. sì, ci sono delle cose adesso propongono di abiti veramente molto diversi del solito. Anche i colori, non per forza bianco o panno come siamo abituati, si possono essere di abiti azzurri o ricami comunque anche scuri. Sì, beh, carino anche. Dai, sarebbe curioso vedere, non l'ho mai visto, quindi sarebbe curioso vedere. Ma adesso io non so se lo voglio fare no, per lei. Dico, non per lei, sarebbe proprio carino vedere dal vivo una sposa azzurra, per esempio. No, sì, in effetti è particolare. Allora, io ti faccio accomodare nella tua postazione, poi dopo ogni tanto verremo a sbirciare. Siamo rimaste solo le due, quindi iniziamo con il trucco. Eccoci allora nel nostro spazio make-up. Allora, non ho mai truccato una sposa, quindi mi sento anche un po' a disagio, quindi spero insomma, che ti piaccia quello che vado a realizzare. Sicuramente volevo spiegare a casa che ovviamente chi deve sposarsi deve prima del giorno del matrimonio seguire tutto un iter dall'estetista per quanto riguarda insomma scrub, pulizie, quindi mi raccomando non è che il giorno ti svegli e vai in chiesa, ovviamente prima ci deve essere tutta una skin care adeguata in modo da arrivare al giorno del proprio matrimonio con una pelle perfettamente pulita, perfettamente insomma compatta, senza possibilmente imperfezioni, brufoli e punti neri. Quindi mi raccomando, la pulizia dell'estetista, questo è fondamentale, non solo per il viso ma anche insomma per il corpo, visto che solitamente, adesso non so Dalia come farà l'abito, però solitamente si ha sempre uno smanicato, insomma le braccia sono sempre scoperte, quindi mi raccomando anche sempre pulizia, depilazione, insomma robe varie, ma questo non te lo devo dire io. Allora, come te lo immagini il trucco del tuo matrimonio? Va bene, abbastanza semplice, sì? tenero, non colore forte. Non tipo blu, facciamo vedere viola. ad esempio questi colori qua, direi infatti. che magari non li andiamo ad utilizzare perché... Comunque vedo che sei abbastanza fornita e vediamo insomma una palettina con tantissimi colori, matte e shimmer, poi dopo vediamo un set di pennelli, quindi presumo, insomma dopo te lo chiederò che tu ti trucchi, un'altra palettina con colori shimmer, una palettina con il blush, l'illuminante e la terra, insomma altri ombretti, fondotinta. Quindi solitamente li utilizzi, insomma ti reputi brava a truccare oppure li hai solamente perché ti piacciono? Sì, mi anche piace avere, vedo che questo qua almeno è molto usato, quindi presumo insomma che li abbia utilizzati tu. Quindi però non è che trucco tantissimo, diciamo, tutti i giorni assolutamente no. Ti fai truccare? Questo sicuramente capiterà più spesso, magari mentre ti acconciano i capelli, fanno un po' un pacchetto completo. Sì. È molto più comodo farsi truccare che truccare, vero? Sì. Allora, vediamo un po', qui di pennelli ce ne sono, quindi prendiamo questo. Avevo pensato, insomma, ovviamente è un trucco semplice, il trucco da sposa è un trucco che c'è ma non si vede, quindi comunque un viso perfetto, incarnato, perfettamente illuminato e sugli occhi io volevo andare ad utilizzare un rosino sulla palpebra mobile. Ti piace il rosa? Sì, molto. Ok, ho detto oddio non lo odia. No. E invece nella piega sfumare comunque un marroncino caldo da dare un po' di tridimensionalità all'occhio, però non ovviamente creare uno smoky come magari quello che ho creato sempre nelle puntate. Il primer occhi lo utilizzi? Sai cos'è il primer occhi? No. Allora, il primer occhi è sicuramente da utilizzare, mai quanto in questa occasione, perché consente di
aumentare la tenuta dell'ombretto, quindi okay. visto che adesso non so quando ti vorrai sposare, insomma mattino o pomeriggio, comunque si presume che poi dopo la festa vada avanti fino a notte fonda, insomma duri tantissime ore, quindi per evitare che l'ombretto vada nelle pieghette e che si sciolga dobbiamo mettere il primer sotto, quindi mai come in questo caso devi utilizzarlo, quindi lo devi anche comprare. Lo fai asciugare un attimino, lo stendi su tutto quanto l'occhio e poi dopo insomma prendiamo un po' di rosa. Questo qua mi piace, lo voglio utilizzare, togli sempre l'eccesso, poi dopo lo andiamo ad applicare sulla palpebra mobile, quindi chiudi pure. Questo qui è un colore abbastanza luminoso, shimmer, non è un colore matte, quindi magari ti consiglio di utilizzarlo sotto presente quegli ombretti in stick, quelle matite un po' grosse, non le matite sottili. Ecco, comprare un matitone di sempre dello stesso colore dell'ombretto, stenderlo e poi dopo sopra mettergli un ombretto in polvere, perché così è molto più scrivente, molto più carico, invece così è molto più blando come scrivenza. Quindi magari ne prendiamo un altro po' e lo mettiamo qua. Così. Adesso invece per la piega dell'occhio voglio andare a utilizzare un marroncino caldo, questo qua di questa palettina, che secondo me va bene. Quindi ne prendiamo un po' con questo pennello che hai tu, che va benissimo, questo qua ricordatelo. Prendiamo un po', togliamo, tu lo togli sempre l'eccesso, mi raccomando, No, perché altrimenti è più facile aggiungere che togliere. Ricordatelo. Sì, non sono tanto pratica. Togliamo, poi dopo ci posizioniamo come al solito nella piega dell'occhio, in questa zona, e andiamo leggermente a dare un minimo di definizione. Dobbiamo andare ad illuminare anche l'arcata sopraccigliare, ovvero sia questa zona qui. Solitamente cosa utilizzi per illuminare qui o non usi nulla? Un ombretto? Un ombretto più chiaro, diciamo. Sì. Tipo bianco? Sì, tipo bianco. Vediamo un po'. Ah, questo qua, adesso lo andiamo ad utilizzare, che è intatto però, quindi lo utilizzi poco forse. Sì. Allora adesso utilizziamo questo, poi dopo sicuramente andremo ad abbondare con il mascara, quindi io lancio la mia prima rubrica e ci vediamo dopo. Salve a tutti, allora questa settimana sono in compagnia del titolare dell'azienda Aget, qui insomma vicino a me c'è Giorgio Salvi, grazie per essere qui nei nostri studi. Allora, Giorgio è venuto qui perché appunto come ho detto è il titolare dell'azienda Aget ed è qui per presentarci una linea di creme per il viso. Esatto. Che si chiamano Oro 5, insomma come potete vedere sia dalla cornice alle mie spalle, insomma, ma anche dal pieghevole, insomma, presente qui sul piano. Allora, vediamo un po' come mai il nome Oro 5, diciamo è la cosa che sicuramente a casa si saranno chiedendo di più. Sì, il nome Oro 5 nasce dal fatto che utilizziamo all'interno della formula un componente che è l'oro colloidale, e 5 perché sono 5 principi attivi che sono sempre presenti in ogni singola formula. Quindi abbiamo cercato di creare un prodotto che abbia una grossa valenza dal punto di vista dell'efficacia, perché 5 principi attivi sono tanti e sono importanti in una linea per il viso. Quindi 5 sono, diciamo, standard comuni in tutte? Assolutamente sì. Quanti prodotti ci sono? Allora, in la totale? linea è composta da 7 prodotti, sono 4 creme e 3 sieri o fluidi. Quindi sempre per il viso? Assolutamente sì. Oggi che cosa mi hai portato? Che cosa fai conoscere ai nostri amici a casa? Oggi ti ho portato la crema giorno. Sì? La linea è composta da 4 creme, come ti dicevo prima, che c'è una crema giorno, una crema notte, una crema ultra idratante e una crema anti-age. Oggi parliamo della crema giorno, che è naturalmente è un prodotto che viene utilizzato durante il giorno, come dice naturalmente la parola stessa, ed è un prodotto che ha, come dicevo prima, 5 principi attivi e il filo conduttore è questo oro colloidale
che ha una caratteristica molto importante, perché l'oro è un prodotto con una caratteristica antibatterica e questo aiuta la rimarginazione delle piccole abrasioni, delle piccole ferite che sono presenti nel viso e quindi aiuta appunto la cicatrizzazione. Gli altri principi attivi che sono presenti sono le cellule staminali che derivano sono di derivazione naturale, arrivano da alcuni frutti e sono presenti si chiamano pepatides, praticamente sono delle alghe marine che vengono lavorate in un certo modo e vengono inserite in formula. Quindi l'oro colloidale è una sostanza insomma molto importante, come hai detto. È una sostanza molto importante. Io non la conosco, quindi spiegaci. No, praticamente l'oro colloidale non è l'oro in polvere che quindi dà quell'effetto glitterato che potrebbe dare appunto un effetto lucido e brillante, assolutamente no, sono delle particelle colloidali che sono in sospensione, che vengono disciolte nell'acqua, quindi non si vedono, non sono colorate. Quindi la crema è bianca, insomma? La crema non prende alcuna colorazione, è una crema bianca, tra l'altro viene aggiunta una profumazione estremamente delicata, perché riteniamo che una crema estremamente profumata non sia così gradevole al viso. Quindi questa qui come si usa? Si applica la mattina dopo aver fatto una pulizia del viso normale con acqua e sapone e viene applicata, poi voi signore lo sapete meglio di me come viene applicata una crema, insomma. Però la particolarità che ha questa crema è che non esiste una crema giorno per pelli grasse, per pelli secche, diciamo che quella era più una strategia commerciale che utilizzavano le aziende. Oggi le creme solitamente sono monoprodotto, quindi non hanno tutte queste declinazioni e hanno la particolarità di essere assorbite in maniera molto rapida dal viso e non si ha quell'effetto di untuosità che era tipico delle creme che andavano, diciamo così, di moda un po' qualche anno fa. Anche magari un po' corpose, quindi ha la consistenza leggera. Assolutamente sì. Devo dire che queste creme hanno una storia, perché hanno una ricerca e uno studio di un paio d'anni, sono state testate in tutto il mondo, devo dire la verità. Ma visto che comunque siamo in un programma di make-up, sostanzialmente questa crema può essere utilizzata anche come base trucco? Può essere usata assolutamente sì come base trucco. Tutte le nostre creme possono essere usate come base trucco, è chiaro. Naturalmente non una crema notte, perché ovviamente non ha questo tipo di funzione, però assolutamente si può essere utilizzata. Quindi posso utilizzare subito, insomma, dopo il mio fondotinta? Assolutamente insomma. sì, assolutamente. E si può utilizzare più volte al giorno? Oppure... Sì, assolutamente, e questo è un prodotto che si può utilizzare la mattina, durante il giorno, senza alcun problema. Ok, allora adesso insomma qui ci sono tutti quanti i riferimenti, il tempo a nostra disposizione è terminato, comunque noi ci vediamo la prossima settimana, non sveliamo insomma di che crema parleremo, quindi io insomma ringrazio ancora Giorgio Salvi per essere stato qui ospite del mio programma e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie Ciao. a voi. E ora che abbiamo realizzato gli occhi, allora facciamo vedere a casa che cosa ho realizzato, quindi chiudi. Allora, ovviamente un trucco molto soft, molto leggero, quindi un po' di rosa sulla palpebra mobile, sfumato con un marroncino caldo nella piega e poi dopo abbiamo abbondato con il mascara perché ovviamente bisogna puntare sullo sguardo. Adesso passiamo al viso. Allora, vedo un solo fondotinta, quindi presumo che tu solitamente utilizzi questo qua. Sì. Con quale pennello lo metti? Vediamo se hai studiato, brava, in questo pennellino qui. E vediamo un po', tu sai che il fondotinta, come deve essere il fondotinta per essere al top sul viso? Ti do delle possibilità. Allora deve essere che faccia sembrare un po' abbronzatine, opzione 1. Opzione 2, che sia dello stesso colore del collo, oppure che sia un mix, cioè un po' abbronzata, un po'... lo stesso colore di collo, secondo brava. me. E questo secondo te è lo stesso colore del tuo collo? Penso che sì. Vediamo. Non lo so, speriamo. Non so se hai già visto le puntate precedenti oppure se Dalia te le ha fatte vedere. Sì, ho visto. Hai visto che solitamente a questo punto bacchetto un pochino tutte, perché tutte avete questo fondotinta scurissimo. Speriamo che no. Vediamo un po'.
Per gli occhi sei stata brava perché insomma gli ombretti ci sono, tutto quanto. Non vedo il primer viso, in questo caso come il primer occhi infatti. serve anche il primer viso, nel tuo caso serve un primer che sia mattificante, cioè che non ti faccia a uscire fuori lucido durante la giornata, ma allo stesso tempo un primer anche illuminante, perché il viso della sposa deve essere un viso radioso, un viso raggiante, luminoso, quindi comprare anche il primer viso. Passiamo adesso alla prova del fondotinta, quindi ne mettiamo un po' sulla mano e andiamo a vedere, quindi lo applichiamo dal centro del viso. Oh, mi sembra bello chiarino questo, vediamo. È perfetto, brava. Sì, sì. Sentiamo che Dalia ti fa i complimenti. Adesso un giorno magari truccherò anche lei, così vediamo un po' che fondotinta utilizzi. Oddio, io sono pessima. Sei pessima? Sì, con i trucchi proprio pessima. Adesso ho già truccato una stilista, Linda, che magari saluto se mi sta guardando. Sì. Un po' di tempo fa. Per San Valentino, mi credo, la truccai. Però adesso non mi... No, col fondotinta mi sembra che era stata brava, però. Adesso piano piano voi mi date dei consigli per quanto riguarda i vestiti e io per quanto riguarda il trucco facciamo uno scambio. Sì, infatti vedo che imparo molto da te anche durante le trasmissioni quando partecipo io. Beh, per il viso mi sembra che oggi stai bene. Sì? Bene, grazie. Tanto tu ti stai rilassando, vedo, sotto il pennello. Non te tormentare, insomma. Svegliati. Ok, cioè, vigile. Mi piace tanto. Questo fondotinta mi piace un sacco. Brava. Dopo il fondotinta che cosa utilizzi? E poi cosa metti? Niente. Come niente? Su. Non è possibile. Lo step dopo qual è? Apri un po'. Secondo te dopo? È rosetto? Prima del rossetto? La C? Sì. Cipria. Che non vedo. Infatti. Allora qui bisogna fare una grandissima spesa prima di andarci a sposare, quindi insomma primer occhi, primer viso e la cipria. La cipria serve per fissare il trucco, quindi evitare sempre che il fondotinta ci coli. E poi ovviamente sempre per andare ad opacizzare l'incarnato. Adesso tu hai una tipologia di pelle che si lucida durante il giorno oppure... Si lucida. Si lucida e quindi bisogna, quindi cosa fai? Magari tamponi con quelle salviettine? Sì. Invece con una buona cipria opacizzante questo non succede. Ed è, infatti, ce ne sono varie, ci sono per esempio in polvere libera oppure compatte, tipo una roba del genere, ovviamente questo qua no, però è solitamente molto chiara, si deve scegliere sempre della stessa tonalità perché avendo tu un buon fondotinta, quindi un buon colore, se sbagli la cipria è come se avessi sbagliato tutto, quindi mi raccomando, io prediligo sempre le ciprie quelle lì trasparenti, che non vanno ad alterare il colore del fondotinta e assorbono tantissimo il lucido. Poi dopo magari potresti utilizzare un po' di correttore, sempre per illuminare lo sguardo, in questa zona qui che magari potrebbe essere un pochino più scura rispetto al viso. Dopo che abbiamo quindi messo la nostra cipria, andiamo ad utilizzare la terra e il blush. Tu li utilizzi tutti e due oppure solamente uno? Ok, quindi ne prendiamo un po' di terra. Togliamo l'eccesso e andiamo ad applicarla un po', aspetta che ti stai girando così a casa vedono bene, quindi un po' in questa zona, anche di qua, e poi un po' di questo blush rosa che dà sempre un bel effetto, sempre qua, in maniera molto leggera però non dobbiamo sembrare Heidi, mi dico sempre, quindi andare sempre dopo a sfumare con un pennello pulito. Poi dopo prendere l'illuminante, magari ti consiglio non questo ma uno senza glitter, che possiamo andare ad applicare. Allora, nel tuo caso io applicherei anche un po' di terra in questa zona qui, sulla fronte, sulla parte della fronte alta, in modo da fare un po' di contouring. Poi dopo l'illuminante quando comprerai lo puoi applicare
in questa zona qui, quindi sul centro del naso e sull'arco di Cupido, che è questa zona sopra il labbro superiore, così insomma andiamo ad illuminare un po' sul mento, quindi 1, 2 e 3. Non ti consiglio invece di applicarlo sulla fronte. Come ultimo tocco invece andiamo a mettere un po' di gloss sulle labbra, ovviamente da rimanere sempre molto nude, e mentre applico il rossetto io lancio la pubblicità e ci vediamo dopo.